Si terrà sabato 15 luglio a Sant'Angelo Muxaro una giornata di formazione dedicata alla figura professionale del geologo. Verranno approfondite tematiche riguardanti, le rocce gessose, copiosamente diffuse in questa porzione della Sicilia. Naturalmente l'iniziativa è aperta anche ad altre figure professionali che vogliono approfondire queste tematiche riguardanti appunto gli affioramenti gessosi, affioramenti che sono soggetti praticamente a fenomeni di dissesto idrogeologico, ma che nello stesso tempo rappresentano un patrimonio perché sono soggetti a classificazione, e in quest'area troviamo innumerevoli praticamente forme epigee ed ipogee di particolare interesse, come appunto la grotta di Sant'Angelo Muxaro, che è stata praticamente valorizzata con l'istituzione della riserva naturale appunto della grotta di Sant'Angelo Muxaro. La giornata si svilupperà con un primo incontro la mattina presso l'area consiliare del comune di Sant'Angelo Muxaro, che prevede praticamente due interventi. Uno curato dall'ente gestore riguarda appunto la riserva naturale grotta di Sant'Angelo Muxaro e le problematiche legate alla fruizione, problematiche legate sia all'inquinamento che la grotta ha subito negli scorsi anni, sia ai problemi di dissesto idrogeologico che interessano il costone di Sant'Angelo Muxaro. In questo ambito verranno trattate anche delle problematiche presenti nel centro abitato di Sant'Angelo. Il secondo intervento verrà tenuto dalla professoressa Giuliana Maronia del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università di Palermo, che tratterà il vallone del Ponte. Si tratta praticamente di un'area carstica di estremo interesse, ad oggi non tutelata, ma che l'ente gestore ha inserito in un progetto di ampliamento della riserva. In quest'area si congedano infatti innumerevoli forme carsiche, macroforme e microforme. Sono praticamente famose le grotte dell'acqua, e tra l'altro si tratta praticamente di un laboratorio didattico all'aperto, laboratorio che si presta tra l'altro a diverse fasce, sia ai ragazzini delle scuole medie che a formazioni professionali. Le macroforme e microforme carsiche presenti lungo il vallone del Ponte rappresentano, come detto, un laboratorio didattico che permetterà ai partecipanti di verificare sul campo quanto esposto nei due interventi che si terranno nella mattinata. Tra la parte teorica e l'escursione del vallone del Ponte è prevista anche una passeggiata in paese per verificare ed osservare le problematiche di dissesto idrogeologico che interessano paesi come Sant'Angelo Muxaro, il cui centro urbano è costruito essenzialmente su un substrato gessoso. In questo ambito verrà fornita anche un piccolo rinfresco ai partecipanti a base di prodotti locali.